innamorato del suo lavoro, c'è tanto rimpianto, tanto dolore, direi proprio dolore. Pino Signoretto ha 71 anni, più di 60 trascorsi a modellare con fatica e passione opere d'arte in vetro, come questa mano protesa quasi ad implorare aiuto. Non ci sono più vetrai, c'erano 360 fornaci ed erano piene, c'erano fornaci con 60-70 operai. Oggi infatti sull'isola di Murano sono rimaste soltanto 150 fornaci e meno di 1200 operai. 50 imprese artigianali sono riunite nel consorzio Promovetro e tentano di resistere ad una crisi che rischia di far scomparire questa eccellenza del Made in Italy, apprezzata in tutto il mondo ma insidiata dalla burocrazia, da vincoli ambientali e questioni fiscali e anche da una diffusa contraffazione. Contando che Murano nel suo complesso fattura circa 160-170 milioni di euro, noi valutiamo da indagini che abbiamo fatto che la contraffazione vale 3 volte tanto, quindi si parla di 450-500 milioni di euro. Per questo non è difficile fra migliaia di turisti trovare, passeggiando per Murano, scritte come quelle: affittasi fornace o addirittura vendesi fornace. Quando vedo queste fornaci chiuse, abbandonate, mi si stringe il cuore veramente, perché le ho viste in funzione, le ho viste vive e adesso sono morte, insomma. Dopo l'eliminazione di una serie di agevolazioni, tra cui lo sconto del 45% sulla bolletta del gas usato per le fornaci e i costi più alti legati ai trasporti da e verso l'isola, sono rimasti in pochi i maestri vetrai che resistono sul mercato. Noi dobbiamo essere assolutamente tutelati e salvaguardati nel più breve tempo possibile. Gli artigiani del vetro chiedono dunque al governo di istituire, prima che sia troppo tardi, un'area franca con interventi fiscali e investimenti in favore di queste imprese, che sono per lo più piccole. Per Promovetro la contraffazione si combatte sostenendo il marchio Vetro Artistico di Murano, istituito con una legge regionale del 94 per certificare l'origine di questi prodotti. Il bollino può essere di 2 colori diversi, o rosso e in blu in base alla lavorazione, e più in alto troviamo un numero che identifica il produttore. Persino nei negozi dell'isola abbiamo trovato opere contraffatte che provengono dalla Cina o da paesi dell'est, oggetti spesso esposti vicino ad altri degli artigiani di Murano. E se già nel nostro paese può rivelarsi un'impresa distinguere un falso dall'originale, l'impresa diventa ancora più ardua negli altri paesi, dagli Stati Uniti alla Russia al Giappone.